andata con il risultato di 2-3 per il Palermo Futsal Club e la sfida finale di Coppa Trinacria contro il Real Sicilia. Siamo qui con il capitano, ma anche uno dei protagonisti di questo match, Giuseppe Calonia. Lo salutiamo e da capitano ti chiediamo subito cosa forse oggi è mancato. No, dal mio punto di vista non posso dire nulla. I ragazzi hanno fatto una grande partita, abbiamo fatto tutti una grande partita, sapevamo che era dura, che era difficile, però non ne abbiamo mai mollato. Forse un pizzico di cattiveria in più avuta negli ultimi istanti, dove abbiamo trovato il gol del 3-2, ma per il resto sono orgoglioso dei ragazzi, dei miei compagni di squadra. È stata una grande partita quella del Real Sicilia, nonostante il risultato. Vi ho fatto una prestazione sublime, tante parate. Grazie. C'è una parata in particolare che forse ti ricordi maggiormente di questa partita, che magari ti ha colpito anche un po' di più? Diciamo che il mio pensiero non è la parata più bella, diciamo che ogni parata salva un gol. Il mio compito, il nostro compito è quello di salvaguardare la porta, quindi non c'è mai una parata importante, anzi a ogni gol bisogna sempre reagire, sempre più carichi di prima. Adesso invece ti chiedo, oggi un grande assente, Marco Leonardo. Non Pesato questa assenza? Pesato tantissimo, ma devo precisare che è mancato anche Danilo Leonardo, quindi sono state entrambe due assenze molto importanti che hanno fatto un grande cammino fino a qui e ci sono mancati, ma non posso dire nulla ai ragazzi. Oggi si è interrotto il cammino in Coppa Trinacria, c'è ancora però un finale di stagione. Ti chiedo l'obiettivo del Real Sicilia, perché è una squadra che sembra veramente tanto meritare, forse anche un passaggio di categoria. Allora, l'obiettivo era entrare nei playoff e l'abbiamo raggiunto a pieno merito, perché arrivando secondi abbiamo anche il distacco alla quale possiamo permetterci di fare i playoff dentro casa e quindi a questo punto riscattarci già da martedì in allenamento e pensare sia all'ultima giornata di campionato e poi ai playoff.